Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai. Le ragazze sono come fiori, profumati di fragilità, ma in amore sono come querce. E qui dall'altra parte siamo noi, incerti ed affannati siamo noi, violenti ed impacciati siamo noi, che non ne veniamo mai a capo, mai a capo. Noi, sicuri e controllati siamo noi, convinti e affarati siamo noi. Cioè, non avevo mai sentito partire le ventole nell'M1. Queste sono le famose intelligenze artificiali locali. In sostanza un'intelligenza artificiale dove tu hai accesso sempre senza limiti. Ok, ce ne sono di vari tipi, ci sono i modelli, ma adesso insomma non stiamo a creare un canale di informatica e basta. Io sono stato a cena ieri con gli amici, porca miseria. È stato malissimo ultimamente, adesso sempre che faccio indigestioni. E niente, adesso che avrò un po' più tempo per me inizierò finalmente a seguire il mio corpo, cioè se non ho fame, il corpo va ascoltato. Mazarak, dopo tanti anni Alessia voleva venire qui perché bene o male è stata forse la nostra prima uscita, cioè non qui al Mazarak ma in Brussa col camper, siamo qui. Per chi non lo sapesse, il Mazarak è un ristorante con questo parcheggio enorme dove si possono mettere i camper, ma veramente enorme, cioè, noi siamo nella parte finale ma dietro di noi ci sono tantissimi altri posti. Il parcheggio è gratuito, diciamo riservato un po' giustamente ai clienti del Mazarak, quindi va, bevete in manco una biretta, insomma se non te che ceni. Qui hai subito la laguna, diciamo, con il canale che poi porta al mare, e disterai dal mare della Brussa un chilometro, comunque una piacevole passeggiata da farsi a piedi, insomma. Sì, anche perché passeggiata a farsi in macchina la vedo dura. Aspetta, perché giustamente c'è gente che mi segue da lontano. Allora, il posto è in provincia di Venezia e la città sarebbe, tra virgolette, Caorle, si dice Brussa di Caorle, perché per la strada è molto molto lontano, ma in linea d'aria è tipo a 10 metri, cioè c'è un canaletto poi che separa la Brussa a Caorle, hai capito? È un posto molto molto tranquillo, ideale per fare le passeggiate, giri in bicicletta o riposarsi se te sei stanco e stressato, o adesso non so dove, non so darti le informazioni, comunque fanno anche le passeggiate a cavallo, quindi insomma sai che da qualche parte te noleggi il cavallo, insomma. Ciao, fuori stagione è anche chiuso, quindi hai tutto per te, cazzo, tutto il bar. Sì, però ti devi portare da mangiare e da bere da casa. Ci siamo andati molto volentieri perché ne parlano molto bene del Mazarak, che in teoria sono due, uno è a Caorle e uno è qui in Brussa, però è ancora chiuso. Svizzera, scorte di carburanti per 4 mesi e mezzo, leggo, cioè che non facciano scherzi, porca troia, per una volta che mi concedo. C'è sempre il tramonto qua ogni volta, vedi? Posso riaccendere la luce, donna? No, dà fastidio, tanto non giochi. Ok, la partenza per la Scozia potrebbe essere un po' problematica perché nei distributori dove costa poco il gasolio, perlomeno, adesso vediamo gli altri, c'è scritto tutto finito, quindi non c'è carburante. Ma è stata. Ciao, siamo... Alessia a casa, strano, non dorme mai. Siamo a fine marzo 2026 e come ben ricordi era il periodo della guerra in Iran, ok? E quindi il carburante andò alle stelle, ma ci furono anche, scusa che parlo al passato, ci furono anche questi problemi con il rifornimento, nel senso che sembrerebbe, adesso indagheremo meglio, capiremo meglio, che nei distributori dove si paga meno lì è proprio sempre esaurito, perché arriva subito la coda di macchine giustamente a fare il pieno, anche perché ci sono differenze tra distributori e distributori abbastanza anche importanti, probabilmente non so come mai ci sono queste grandi differenze tra distributore e distributore. Sì, è come sospettavo, però Alessia che dorme, sai tu, è successo infatti che non tutti sono miliardari e quindi con questi rincari astronomici che già prima avevano presi con le bombe, figurati adesso con la guerra,
fanno le corse per andare a accaparrarsi il più possibile il gasolio col prezzo più basso, anche perché adesso non può fare politica, ma sai che da noi in Italia c'è stato il taglio delle accise tipo di 15 centesimi, no? Però se noi dovessimo riaumentare con 15 centesimi di taglio delle accise, noi abbiamo il prezzo come tutto il resto d'Europa, più o meno tutti sui 2 euro, no? 1,990, 2 euro e 0,10, però sui 2 euro. Pensa a te se dovessero togliere i prezzi, appunto quando toglieranno queste accise, cioè praticamente tutta Europa resta 2 euro e solo noi italiani 2,30 euro. Vabbè, la solita presa per i fornelli. Io comunque dall'Italia partirò col pieno con il prezzo abbassato, o teoricamente abbassato, perché veramente bisogna una presa per il culo ridicola. Pieno, neanche solo riuscivo a fare il pieno con 100 euro. Poi il resto ci riforniremo nel resto d'Europa. Così vedrai un po' come sono i prezzi. No, mi correggo, la fotocamera è andato a Giacomo questo qua. La fotocamera è molto buona, è anche un 108 megapixel. Sono io che sono buona e avevo lasciato come si dice, l'adesivo sopra, sai, quello della protezione. 31 marzo 2026. No vabbè, devo ancora realizzare, anche perché prima di iniziare questa parte di vita o questa serie per chi guarda, insomma, chiamiamola come vogliamo, questa cosa, questo trasferimento, ci sarà una tappa lavorativa in quel di Padova e poi si partirà il 2 aprile. Prima tappa parte Padova, Vipiteno. Come perché Vipiteno? Per tagliare la strada, se no mi faccio 1000 passa chilometri per arrivare a Stoccarda. Ciao bellezza. Ciao chiamare. Sì, devo ancora partire, ma già chiamato che le manco. Allora no, volevo fare un po'. Aspetta che non si vede neanche ben perché che se lucernario. Volevo fare un fiamma a Maria De Filippi mentre che faccio il caffè. Descriverti un attimo le mie emozioni, so che te vedi ombra. Allora, dunque, devo ancora realizzare, certo. E quello che a me interessa, e mi era sempre, perché se mi avvicino tanto te vedi nero, quello che a me interessa fare, che è sempre stato nei miei sogni, era tornare nel mio paesino, Ear, nell'Ayrshire, e rivivere, ma io dicevo una settimana, ma anche 5 giorni, cioè rivivere un attimo, rientrare dentro nel mood, nel personaggio dell'epoca che ero io scozzese. Però appunto devo ancora realizzare, ecco, l'unica cosa che ho realizzato è già un po' la tristezza di separarmi da Alessia e Giacomo, però ci siamo fatti la carica di coccole, dai, che dovrebbe durare per un bel po'. E ecco, questo è un enorme vantaggio che ho, un'enorme fortuna che ho, il fatto di non avere l'amorosa zoccola, perché non avendo l'amorosa zoccola posso permettermi di fare viaggi lunghi, di godermi la vita, andare con gli amici in mountain bike, in moto, cioè iniziare a godermi la vita, hai capito? Questa è una cosa molto molto importante. Vi voglio raccontare anche delle cose brutte. Ah beh sì, poi il viaggio per me invece sarà da Jesolo al confine, no, neanche al confine, da Jesolo ad Ear, appunto. Da Ear in poi invece non lo vivrò più, già mi immagino in futuro, non lo vivrò più come un viaggio, ma lo vivrò come la mia esperienza, il mio passato. Quindi Yuri che viveva e lavorava ad Ear, che ancora è lì, ma adesso ha il camper e la mountain bike per viversi quella Scozia, quindi da Ear poi si sposta nelle Highlands, Glencoe, tutti quei posti fighi da fare in mountain bike, hai capito? Cerco sempre di riassumere un fil tutto per far capire, poi magari numererò anche questa serie, metterò 01 davanti così uno va a vedersi, poi no, che ha un po' il filo logico, perché giustamente tanti arrivano che sono nuovi, non capiscono un cazzo di ma questo che cazzo di youtuber è? No, non è uno youtuber, hai capito? E quella è la differenza e lo capirai col tempo, perché non sono uno youtuber. Io insisto, vedi, il mio cervello la prende larga, però io insisto a voler tornare a parlare delle mie ansie, tra virgolette, è una parola grande, ansie, però comunque è un brutto pensiero che può portare dispiacere, preoccupazioni, ecco, più che ansie, preoccupazioni. Allora, a parte vabbè quella della guerra, che non restiamo senza gasolio, vabbè, però quella ti dico, boh, è un pensiero che ogni tanto ti sfiora, ma poco niente. E invece quella del GPL, cazzo, ci sono veramente pochi distributori GPL, ma non è quello, è l'accoppiata del fatto che ci sono pochi distributori GPL
e tanto freddo, cioè nelle Highlands in piena estate, nel periodo più caldo arriviamo a 0 gradi ragazzi, quindi hai capito, le massime, cioè nel periodo più caldo in assoluto nel sud sono di 18 gradi, quindi hai capito, ovvio che mi servirà il riscaldamento freddoso come che sono, e quindi ho portato via il pigiama, ovviamente la stufetta elettrica che ce l'ho sempre, l'Alde comunque va anche a corrente, quindi vado in un campeggio mal che vada, e il coso, come si chiama, quello che uso per andare in tenda, il sacco a pelo, basta, niente, ci devo fare ste ciaccole prima di partire. Altre ansiette? No, perché per il discorso parcheggi sinceramente dopo a me girano i coglioni, lascio il camper in un campeggio se non trovo parcheggi, hai capito? Anzi, col discorso del caro prezzi molto probabilmente ci saranno molti meno camper del solito. Poi cos'altro? Che altro c'era? Solo il GPL è il problema, sì? Cioè l'ho avviato, io ho un'app MyLPG che sarebbe anche il sito, è il portale diciamo dei distributori o meglio anche dei fornitori di gas GPL. Aspetta che sei pronto il caffè da One Life, vieni con me che non perdiamo tempo, su manca in partenza. Ho già perso la tazza. Ah no, è qua. No, io la fermerei qui, credo che non ha senso approfondire ulteriormente certi dettagli in quanto emergeranno quando saranno lì, te li mostrerò quando saremo lì, quindi il discorso dei dove rifornire GPL, come si fa eccetera eccetera, fermo al momento, ok? L'importante è che te parti dall'Italia già con l'adattatore, io ho preso anche quelli dell'acqua per sicurezza, ho gocciato tutto. Allora questo che è quello inglese, questo non lo so però per sicurezza me lo porta via, e dopo questo inglese con il doppio attacco, sembra quello nostro normale ma la filettatura è leggermente diversa. Fermi là, prima di partire un velocissimo unboxing, stavolta è lecito parlare in inglese anche se sono ancora in Italia. No, non accetto sponsor, ma mostrare i prodotti è una cosa che reputo sempre interessante, perché comunque il prodotto, la materia è parte della vita, è parte delle esperienze che facciamo su questo pianeta. Che dita così fa anche un fiastrafatone, però insomma gira e rigira è così. Velocissimamente un anti-blatte, calmo, lo so che hai il punto di domanda gigantesco in testa, dici ma che cazzo ci sta facendo vedere questo, calma, su tutti i prodotti utilissimi per il camper, almeno per certe evenienze, i link li trovate poi in descrizione. Un concentrato per la pulizia delle acque grigie, diciamo che ecco sì, magari i non camperisti o i nuovi camperisti questa cosa non le sanno, le acque grigie più che altro d'estate, ok, d'estate con cambi di pressione, temperatura eccetera, puzzano da acqua, cioè tipo da uova marce, hai capito, quello classico odore delle grigie. Di solito quando sei fermo solitamente non succede nulla, quando sei in movimento che sposti il camper ragazzi cioè devi andare via con la testa fuori dal finestrino, quindi si usa a fare la pulizia anche delle grigie, e questo è uno dei prodotti che servono per pulire le grigie. Le grigie sono le acque reflue del rubinetto piuttosto che della doccia. Igienizzante per tessuti e tappeti, questo me lo porto via in Scozia, questo via, portiamocelo via. Schiuma per la pulizia di bagni, questo non lo conosco, era qua, schiuma spray attiva per la pulizia quotidiana di servizi igienici in camper, roulotte, yacht e autobus. Buono per l'autobus. Progettato per ciotole, lavandini, box doccia, piastrelle in ceramica. Ok, mi porto via anche questo. Ok. Scioglie efficacemente depositi calcari, grassi e lipidi che si formano, quindi mi scioglierò. Elimina i residui di sapone, le macchie di ruggine, è sicuro per superfici pulite, lascia lucentezza e profumo fresco. Porto via anche questo. Carta per l'ano, non so quanto ho in previsione di andare di corpo perché avevo già fatto mezzo piano, ma portiamo via anche questo. Precisiamo che ci sono delle carte igieniche particolari per camper in quanto hanno molti meno strati e hanno un materiale molto più biodegradabile rispetto alle classiche che trovi nei supermercati, ok? Quindi c'è differenza. Poi magari vabbè, io sono un po' l'eccezione, io ho il maceratore, io posso usare anche carta normale, però solitamente nei camper se non vuoi intasarti tutti i tubi serve della carta apposita, Royal Soft, cioè per avere una morbidezza reale al cuore. Anzi no, aspetta, tolgo quella mia e la sostituisco con questa, esatto, sì. Sterile Tank, prodotto igienizzante e detergente a base di ossigeno attivo per la manutenzione periodica dei serbatoi delle acque per uso domestico, delle condotte e delle pompe e i relativi allacciamenti. È esente da cloro, non provoca alcuna corrosione nel sistema di distribuzione dell'acqua ed è inodore. No, questo non solo me lo porto via, ma volevo anche usarlo subito.
Allora, istruzioni per l'uso, no? Qui cursive conto. Se il serbatoio è accessibile dal tappo di ispezione, sì, sai che di solito i serbatoi sono sotto le panche o sotto i letti, però ogni camper fa storia a sé. Hanno un grosso, come si dice, tappo da svitare, ok? Che serve per andare dentro poi con le braccia, per pulire, eccetera. Quindi se sta roba il mio ce l'ha, e credo anche il 99% di tutti i serbatoi ce l'ha, pulire lo sporco depositato all'interno con una spugna bagnata, sciacquare il serbatoio e svuotare, immettere nel serbatoio una quantità di sterile tank proporzionale alla capacità del serbatoio stesso, nella misura di 50 ml di prodotto per ogni 20 litri di capacità di serbatoio, riempire quindi il serbatoio con acqua fredda, aprire i rubinetti e tenerli aperti sino a quando l'acqua non inizia ad uscire, lasciare riposare la soluzione per almeno 24 ore, svuotare infine il serbatoio e pulirlo con acqua fresca. Quindi sì, è un sistema di pulizia, non di mantenimento. Nel mio caso, che sono in viaggio, non lo userei, quindi senz'altro lo utilizzeremo in futuro, però non ora. Guarda qua, vedi quella normale. Non sono neanche arrivato a Padova, ma mi sono passati a salutare due tu, che risaluto anche in video, e ho già fatto 4 assistenze, cioè il vero lavoro on the road. In questo caso l'ufficio di oggi, aspetta che te giro, te faccio vedere, è un parchetto, vedi tu, sto parcheggio qua, vedi tu, sì, comodo. Tappa numero 1, a Pisa con Valentino e consorte, bellissimo sto posto, che se possa riprendere, Bellissimo. Facciamo parte del viaggio dei Fioi. Ciao Fioi. Aspetta che faccio a tineggianata. Valentino, che come si chiama sto posto? Aspetta che il degusta. Usted mette che pressa, con calma. Dove, come, quando? Dove? Che provincia di Padova, dove? Tencarola, tanta roba. Buon, ciao Fioi. Niente, oggi abito a casa di Valentino. Io e la mia casa igienizzata con le ruote. Sei sicuro? Perché? Non so, ti domando. Ara cosa che siamo dovuti investire su? Robe serie. Vederti anche il sito, e l'avevo fatto io, Simply App. Niente, io devo dire che ero qua a casa di Valentino. Fantastico, ho appena letto una news dove l'Unione Europea annuncia un possibile blackout delle forniture di gasolio, per prepararsi a ste robe, soprattutto per i mezzi privati. Speriamo bene, cioè parto mi succede ste robe. Prima tappa Vipiteno, per capire un po' il mio stato emotivo, Fioi. A parte, vabbè, avevo già spiegato in passato che Scozia ci ho vissuto, ma ci ho vissuto quando ero molto giovane, quindi è stata la prima esperienza fuori casa, cioè mi sentivo il dio, no? Perché era quello, avevo il mio lavoro, avevo la mia casa in affitto e tutto quanto, quindi a parte quello, quando abitavo lì avevo il desiderio, diciamo, di avere un'automobile, insomma un po' di indipendenza. All'epoca poi decisi di no, perché dissi cazzo quanto bene si sta senza rotture di coglioni, senza costi, bolli, assicurazioni eccetera eccetera. Allora rimasi, diciamo, appiedato, mi muovevo con i mezzi pubblici. Ora, oltre a completare per carità i posti che non ho visto, completerò anche questo desiderio, solo che non sarà più una macchina, sarà un super camper ultra accessoriato con tutta la mia vita dentro e la mountain bike, quindi volevo fare entrare anche questo, insomma, ecco, in questa specie di telenovela che è Le Puntine del Mondo, la telenovela che poi per carità fornisce anche queste puntine che sono le coordinate GPS dei posti interessanti. E ciao, guarda qua, roba Matti, praticamente è un'area camper in autostrada, qua siamo poco prima di Vipiteno, guarda, con la corrente anche, vabbè da matti, pallonini anche là, magari non sono funzionanti perché qua nessuno dei due è collegato alla corrente, oppure anche dicono ma stiamo viaggiando in autostrada, cosa ci carichiamo la corrente? Simpatica questa, adesso la segno. Aspetta che ariamo dove siamo a area di servizio Castel Varco Est. Ma si ricarica di acqua perché poi fino in Belgio non so cosa trovo. Esatto, sì, come avrei brillantemente dedotto, mamma mia mi fa peso e Donald Trump sta luce. Guarda che roba, non ho faccia così, va ben tutto, ma come avrei brillantemente dedotto sono nel parcheggio dell'Eurospar di
Vipiteno, acetacquea di yogurt, sì, qua dove sei anche i slittini, ti ricordi nelle puntate precedenti che ci abbiamo fatto un saltino. E domani vivrai qui. Vivrò, insomma è una specie di telefilm che stiamo vivendo assieme. È una tappa più di riposo, non ti riporto a vedere Vipiteno, sono qui con i tortellini in brodo davanti, ormai sono le 10 di sera, sto migrando dei siti internet e domani avrò la giornata abbastanza insomma piena di lavori e lavoretti e niente, la utilizzerò per lavorare, fare la spesa e riposarmi, quindi ci riaggiorneremo ancora più avanti. E qua oggi pulizie, ti dirò, la schiuma sembra funzionare, quella per pulire lavandini e piatto doccia, nel senso che dopo un po' che russi la schiuma diventa grigia, quindi in teoria sembra che funzioni. Il Raviva tessuti invece non lo so, però senti un profumo veramente molto molto piacevole, quindi deduco che funziona. Un mal che vada è il profumo. E qui dall'altra parte siamo noi, incerti ed affannati siamo noi, violenti ed impacciati siamo noi.